Daniele Stecco, qua a Chioggia, un bagno di folla per Conte, molto sentito e molto apprezzato anche il suo discorso. Lei ha fatto già 5 anni come assessore, abbiamo chiesto anche all'assessore Penzo, qualche rammarico, qualche cosa che non siete riusciti a fare e che forse con altri 5 anni riuscirete a fare? Certo, sicuramente il mio più grande rammarico è di non essere riuscito a concludere la raccolta differenziata nelle frazioni, un'attività che avevamo già pianificato, discusso anche con alcune frazioni e anche con Veritas. Purtroppo il Covid ha messo in difficoltà Veritas dal punto di vista finanziario e anche di risorse umane, e quindi non ci siamo sentiti di continuare con questo percorso, ma sarà sicuramente, se verremo riconfermati, sarà una delle prime cose che andremo ad attuare, quella appunto della raccolta differenziata porta a porta delle frazioni, e abbiamo previsto anche un'innovazione molto importante per il centro storico, quella della raccolta differenziata pneumatica, un'innovazione che già viene usata nelle capitali europee, nel nord Europa, ma anche a Milano e a Barcellona, e questo permette di togliere dalle calli tutti i bidoni che sono e rende ancora più accogliente e vivibile la nostra città. Ecco, i sondaggi parlano di un 5 Stelle a livello nazionale più o meno un range dal 12 al 16%. A Chioggia, secondo lei? Adesso fare dei pronostici sono ancora un po' presto, noi puntiamo a dare il massimo, cerchiamo di far capire alle persone il lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni, un lavoro che non è stato semplice, un lavoro che deve continuare, perché non possiamo permettere adesso di bloccare ancora la nostra città, lo sviluppo è fondamentale. C'è un treno che passa adesso, abbiamo sentito dal Ministro, dal Presidente Conte, i soldi che arrivano dall'Europa, dal Recovery Plan, e questi soldi devono essere spesi immediatamente, dobbiamo avere già i progetti. Noi abbiamo strutturato in questi anni anche un ufficio di progettazione europea proprio per utilizzare i fondi che arrivano dall'Europa per il nostro territorio, ed è fondamentale appunto essere pronti, essere consapevoli e preparati, e noi lo siamo. Buon lavoro. Grazie. Assessore Penzo, innanzitutto un bagno di folla per Conte, ma soprattutto un sigillo su quello che avete fatto voi in 5 anni. Soddisfazione e qualche rammarico cos'è? Molte più soddisfazioni che rammarichi, quindi davvero una serata bellissima che ha davvero riempito e scaldato i cuori. Vedere qui il Presidente Conte a supporto e a sostegno della candidatura di Daniele Stecco, ma anche di tutto il lavoro fatto dall'amministrazione, è davvero la ciliegina sulla torta a compimento di un percorso, sebbene difficile, ma con tante soddisfazioni. Ecco, ha parlato di compimento di percorso. Nei 5 anni avete fatto tanto, vi servirebbero altri 5 anni per poter essere soddisfatti? Sicuramente noi abbiamo iniziato questo percorso da semplici cittadini, quindi abbiamo a volte anche peccato di inesperienza. Ora abbiamo una certa maturità sia amministrativa che politica che ci consentirebbe quindi di partire subito alla grande, e quindi sì, abbiamo bisogno di altri 5 anni di amministrazione.